Questa mattina, nei pressi della diga nord di Sottomarina, si poteva vedere una vongolare alla TZ Mare fare calate brevi, spostarsi di qualche decina di metri e calare nuovamente il ferro. Una zona inusuale per pescare vongole e camelea gallina. Infatti, l'equipaggio della TZ Mare non stava pescando, ma stava facendo un monitoraggio sullo stato della risorsa, in accordo con il Consorzio Gestione Molluschi Bivalvi, la Cogevo. Le vongole e camelea gallina in questi ultimi anni nelle nostre aree non riescono più a svilupparsi come un tempo, ma crescono meno e non arrivano alle misure minime imposte dall'Europa, tanto che per il territorio la stessa Europa ha emesso e prorogato una deroga, permettendo la pesca e la commercializzazione di vongole di taglia leggermente inferiore rispetto ad altre zone, ciò per altri 3 anni, sperando che nel frattempo si trovino le motivazioni e soprattutto le soluzioni al problema. Con la Regione Veneto, la Cogevo, presidente Michele Boscolo Marchi, ha provveduto a integrare le vongole locali, gettando un importante quantitativo di vongole provenienti dal centro Italia lungo le nostre coste, in modo che si mescolino con quelle locali, dando vita a una vongola locale più forte. Il monitoraggio di oggi prelevava le vongole per verificare la loro crescita e lo stato di salute. Servono mesi e mesi perché le vongole raggiungano la misura giusta per essere vendute. La risorsa si è decimata con la tempesta Vaia, che ha portato nelle aree di crescita detriti a non finire, ha subito morie ancora inspiegate e non sappiamo ancora come sia stata la coesistenza col granchio blu, che soprattutto in questa specifica zona si è visto con frequenza molto meno rispetto alle aree polesane. Speriamo di poter rendere noti i dati confortanti provenienti dal monitoraggio. Hai già fatto il cambio gomme? Per i tuoi pneumatici invernali o per quelli 4 stagioni, così da non pensarci più, vai da SD Auto a Borgo San Giovanni. Non solo te le cambiano, ma se in garage non hai spazio, tengono le tue in custodia. Da SD Auto, per la cura della tua auto a 360 gradi.